Lo scorso 10 maggio Mare Amico, in collaborazione con le due classi del liceo classico di Agrigento Empedocle, ha provveduto a ripulire il boschetto di Maldalusa a San Leone. I ragazzi con grande fatica hanno raccolto ben 50 sacchi di rifiuti che poi sono stati depositati accanto al portone di entrata del boschetto di Maldalusa, di proprietà dell'ente forestale. Tutto ciò concordato con le ditte che si occupano della raccolta dei rifiuti ad Agrigento, ovviamente. In particolare le aziende ci hanno assicurato che avrebbero raccolto i rifiuti nelle prime ore di giovedì 12 maggio, giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti indifferenziati. Non avendo ricevuto alcun report da parte delle stesse ditte, ci siamo successivamente recati sul posto e abbiamo trovato tutti i rifiuti bruciati e anche il portone di legno di proprietà della forestale che impediva l'entrata nel boschetto. Presumibilmente l'incendio è stato appiccato nella notte tra il giorno 11 e nelle prime ore del mattino del giorno successivo, il 12. Questo incendio doloso è un fatto molto grave e inquietante, anche perché si è rischiato che venisse bruciato pure il boschetto di Maldalusa. Ovviamente è stata subito presentata una denuncia ai carabinieri di Agrigento,